Come vicepresidente della Giunta c'è Riccardo Riccardi, con incarico di assessore alle salute, politiche sociali e disabilità e con delega alla protezione civile. Pierpaolo Roberti, assessore alle autonomie locali, sicurezza e politiche comunitarie. Sebastiano Callari, assessore alla funzione pubblica e semplificazione. Graziano Pizzimenti, assessore alle infrastrutture e territorio. Fabio Scocimarro, assessore all'ambiente ed energia. Sergio Bini, assessore alle attività produttive. Stefano Zagner, assessore alle risorse agroalimentari e forestali. Barbara Zilli, assessore alle finanze e al patrimonio. Tiziana Gibelli, assessore alla cultura e lo sport. Alessia Rosolen, assessore al lavoro, formazione, istruzione e famiglia. Governatore Federica, ci siamo, la Giunta c'è, l'ha illustrata, è una Giunta che punta sulla qualità. Sì, noi abbiamo penso puntato su nomi di qualità, anche facendo fare passi indietro da alcune forze politiche, però questo io ringrazio tutte le forze politiche che sono messe a disposizione della squadra, perché si è visto che in questo momento la sfida è grande, dobbiamo rimettere in piedi una regione che riteniamo non sia stata governata bene negli ultimi 5 anni e quindi ci servirà tutto l'impegno, tutte le professionalità con grande rilevanza che dal mio punto di vista dovrà avere non soltanto la Giunta ma anche il Consiglio regionale. Lei ha assistito molto sul lavoro di squadra, quindi non un uomo solo ma la sua squadra. Esatto, a me piacerebbe che questa ambizione che ho detto sia prima della campagna elettorale che successivamente possa essere confermata, perché ovviamente poi la squadra la si costruisce conoscendoci, non c'è nulla di scontato, però sono convinto che anche rispetto alle persone inserite si possa lavorare bene insieme.